Siamo giunti alla quinta corsa dall'Arcoveggio, ritirata Chanel Jet, sono in 11 al via sulla distanza del miglio, cavalli di 3 anni. Carastella, Cabiria GSO, Criv, Capitan Spav, Karat, seconda linea Charlie GFL, Quadrado YSL, Caution AS, Cantera, Cosmo Trio, Ciccio Par. In chiusura, favori per Caution AS, Tommaso Gambino, numero 9. Cabiria GSO e Ciccio Par, le alternative principali, macchina che accelera. Partiti con la velocità iniziale di Cabiria GSO e Capitan Spav che lottano per il comando. Capitan Spav si getta di galoppo, sbaglia anche Karat. E così numero rimane 5, nettamente Capitan in Spav, vantaggio Cabiria GSO. Numero 6, Karat, squalificato. Dopo i primi 200 metri numero in 15. 10, Cantera, squalificato. Squalifica intanto anche per Cantera, mentre all'esterno c'è la rottura intanto di Crive, mentre all'esterno in seconda posizione poi si accoda Caution AS dopo aver tentato di attaccare Cabiria GSO. All'esterno ora è la volta di Ciccio Par, a progredire seguito da Cosmo Trio. Alla corda rimane Carastella, poi Quadrado YSL che sposta, intanto 30 per i 400 e 46,5 per i primi 600 di gara, con la battistrada che ha preso in mano e ora cerca di moderare l'andatura. All'esterno Ciccio Par, lungo la corda rimane Caution AS, al largo anche Cosmo Trio che si trascina Quadrado YSL, mentre lungo la corda in terza posizione viaggia Carastella. Intanto 1-1-7 per i primi 800 metri di gara, con Cabiria che conduce, Ciccio Par che è all'esterno seguito da Cosmo Trio. Alla corda rimane Caution AS seguito da Carastella. Il chilometro in 1:17,5, 500 alla conclusione, accenna un attimo la terza ruota Cosmo Trio, poi torna sotto. Intanto accelera la battistrada quando siamo a poco più di 400 dal palo, si trascina sempre Caution AS e all'esterno la terza ruota di Cosmo Trio che avanza con decisione. A metà dell'ultima curva si porta a ridosso di Cabiria GSO, mentre avanza anche Quadrado YSL. Lungo la corda c'è Caution AS, retta d'arrivo con Cabiria GSO in allungo su Caution AS. Cabiria nel finale viene a concludere netta vincitrice, mentre per il terzo posto è ancora il numero 11 Cosmo Trio che ha ragione di Carastella. 1:15,6 con 29,2 a chiudere. La vittoria per Cabiria GSO, Antonio Greppi. Secondo posto per Caution AS, al terzo chiude Cosmo Trio per i numeri 2, 9, 11